Martedì 21 febbraio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno, in questo caso notizia in primo piano: stupro, la società fa causa al giocatore. Calcio, la Dolomiti ha deciso rescissione dell'accordo con Onesco, condannato a 6 anni e richiesta di risarcimento. L'ultima partita con la Dolomiti Bellunesi, Daniel Onesco potrebbe averla giocata il 29 gennaio, 1-1 con la Virtus Bolzano. Il giorno dopo fu condannato a Verona per violenza sessuale di gruppo, 6 anni e fu sospeso. Ora stanno per arrivare la richiesta di rescissione dell'accordo a una causa per danni. Il giocatore si è posizionato all'opposto dei valori di qualsiasi società, dalla Serie A alla terza categoria, afferma Mattia Grassani, l'avvocato al quale la Dolomiti ha affidato il caso. Quella è soltanto una delle motivazioni per cui tra oggi e domani la Dolomiti presenterà ricorso alla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti per chiedere la rescissione immediata dell'accordo con Daniel Onesco, che poco dopo la sentenza è stato sospeso e da allora si allena a parte. Grassani è anche legale del Genoa nella vicenda molto simile che coinvolge Manolo Portanova. Foto di copertina, il caso la rivolta di alcuni operatori pordenonesi nel parco. Ora il Friuli vuol passare con il Belluno. Operatori del parco friulano in rivolta, meglio quello bellunese. Notizia che troverete all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. La statistica: morti in salita, ma il picco resta 2020, in aumento i morti nella provincia di Belluno nel 2022 rispetto all'anno precedente, ma in calo rispetto all'anno della pandemia, il 2020. È questo quanto emerge dalla lettura dei dati Istat che confrontano i decessi degli anni 2022, 21 e 20 nel periodo da gennaio a novembre. I morti nel 2022 sono stati 2.534, un centinaio in più rispetto al 2021 quando erano 2.434, ma nel 2020 2.584. Poi il caso di Alleghe che nel 2022 conta 7 morti contro i 18 del 2021 e del 2020. Dramma invece per quanto riguarda Borgo Valbelluna, imprenditori nel dramma bruciano casa e azienda. Erano usciti per pranzo e nel frattempo l'azienda si è incendiata. Le fiamme hanno interamente divorato la Dolomevi di Via Corte a Borgo Valbelluna, lasciando in piedi solo lo scheletro annerito dell'edificio. I 3 dipendenti restano così senza lavoro, i titolari, i fratelli Dolo, anche senza casa. In serata i pompieri, che erano arrivati in forze con 7 mezzi, stavano ancora operando. Sul posto anche il sindaco Cesa, che sta muovendo per dare alloggio di prima assistenza. Sono volenteroso, dice un operaio rimasto senza lavoro, e ho buone capacità, cercherò qualcosa, di sicuro non vado in cerca del reddito di cittadinanza. Feltre, la mamma non vuole dargli il vino e lui la picchia, sarà processato. Ti ammazzo, dimmi dov'è il vino. Era una furia quella sera il 25enne feltrino che in una delle sue tante scenate aveva aggredito la madre in quella casa di Feltre che nei mesi del 2020 e 2021, complice anche il lockdown, era diventato un vero inferno. Il giovane è alla sbarra per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Stesse scuole, stessi servizi, ma niente fusioni. Molti comuni resistono, dei Pellegrin tagliare i contributi a chi rifiuta. I piccoli comuni resistono con ragioni diverse, ma non ne vogliono sapere di unirsi ad altri. Dalla Gordino al Feltrino fino al Comelico esistono delle roccaforti che però sono borghi che spesso hanno già servizi in comune con i vicini. Andrea De Bernardin, sindaco di Roccapietore, ricorda l'importanza di avere il comune vicino. Si è visto nella gestione di Vaia, la soluzione è nel rafforzare chi è fragile, non nell'unire due o più fragilità. Netta anche la posizione di Dario Scopel, sindaco di Serena del Grappa. La fusione non farebbe altro che ampliare ulteriormente il territorio, mentre la popolazione rimarrebbe comunque bassa. Categorico Ivano Mattea, sindaco di Danta di Cadore: lo faremo solo se lo Stato ci obbligherà, ma categorico è anche il fronte del sì con il primo cittadino di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin. Ai comuni che non si vogliono fondere e non offrono servizi, lo Stato dovrebbe tagliare i contributi. La Montecoppolo, via Ferrata, riaperta dopo 23 anni, e Cortina, vacanze di Natale a 40 anni, cliché difficile da cancellare. La città Cacciarona, uscita dal film dei fratelli Vanzina che nell'83 diede il via ai cinepanettoni, per qualcuno siamo ancora così. L'approfondimento di Bolsonello lo troverete a pagina 13. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso notizie in primo piano: il focus, raffica di ammoniaco
avvenimenti contro le violenze in casa. Una denuncia da codice rosso ogni 6 giorni. La questura: le donne non subiscono più in silenzio, mi occupo di lui ma papà mi maltratta. Il caso a carabinieri e servizi sociali. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'incendio che ha devastato una storica azienda di Borgo Valbelluna, incendio nello storico laboratorio di ferri da stiro, in fumo lavoro e abitazione dei Dolo a Corte di Mel. Belluno, il nuovo piazzale del Nevegal, percorsi protetti e più posti auto. Il glaciologo Secchieri, i ghiacciai raccontano il clima che cambia. E ancora qualità dell'aria, polveri sottili alle stelle, weekend nero a Belluno e Feltre. La siccità causa un innalzamento delle PM10 nell'aria, 3 sforamenti consecutivi, capoluogo a rischio di restrizioni. Feltre, cultura, 100.000 euro per un volume su vita e opere di Carlo Rizzarda. Il progetto del comune prevede più di 400 pagine e altrettante schede delle opere dell'artista del ferro battuto. Protagonisti: Sappada in festa per il rientro di Lisa, parliamo di Lisa Vitozzi, regina del biathlon. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno. Come sempre, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Pagina 2, l'invasione dell'Ucraina, Meloni il treno per Kiev. Oggi l'incontro con Zelensky per garantire gli aiuti dopo le sferzate di Berlusconi e il distinguo di Salvini. Ieri il vertice a Varsavia con Duda e Morawiecki per rinsaldare le destre fratelle d'Europa. Questa è la dichiarazione di Morawiecki. Italia e Polonia condividono una responsabilità comune sull'Europa. Giorgia Meloni: la Polonia è il confine morale e materiale dell'Occidente. E sempre in merito all'invasione in Ucraina, l'intervista ad Antonio Tajani, vice premier e ministro degli esteri italiano. Italia in prima linea per l'Ucraina, a Roma vertice per la ricostruzione. Questa è una dichiarazione che troverete in questa intervista. Difese antiaeree, in collaborazione con i francesi manderemo in Ucraina anche il sistema di missili SAMP-T. Il ruolo della Cina, aspettiamo di vedere la loro proposta in 12 punti, se concreta il ruolo della Cina può essere importante. Le casse di vodka dalla Russia non sarebbero mai potute arrivare, c'è l'embargo, magari da Kiev arrivano e sarebbe un piacere. Sempre per quanto riguarda l'Ucraina e l'invasione in questo paese, l'abbraccio di Biden, del presidente degli Stati Uniti. Il presidente USA visita Kiev a sorpresa, la stretta calorosa con il leader ucraino: saremo con voi per il tempo che serve, questo paese ha catturato il mio cuore. L'orgoglio di Zelensky: la Russia voleva cancellarci, ha capito che non ci batterà. Ed ecco la dichiarazione di Biden in visita a Kiev. Un anno dopo Kiev e l'Ucraina sono in piedi, la democrazia resiste e il mondo resiste con voi, il nostro sostegno a voi durerà. Passiamo ai fatti che riguardano l'economia italiana, siamo a pagina 6, super bonus il salvagente. Il governo apre alle modifiche per i crediti, sia la cessione per i redditi bassi. Giorgetti, ministro dell'economia italiana: dobbiamo sgonfiare la bolla, c'è uno spazio fiscale di 30 miliardi di euro. E sempre per quanto riguarda l'economia, la Lega avverte Meloni sulle nomine, discontinuità per Eni, Enel e Rai. Salvini teme che Palazzo Chigi voglia isolarlo nella partita per i 135 CDA in scadenza. Occhi puntati sull'Inps, dubbi su Cingolani a Leonardo e sulla conferma di Fuertes. Parliamo in questo caso della Rai. Staremo a vedere l'evolversi di queste totonomine. Politica ancora italiana, Schlein, Bonaccini divisi su Meloni, uniti sull'Ucraina, primo duello in TV tra i due candidati alle primarie, Tony Soft e Fair Play. Il governatore più impostato, parliamo del governatore della regione Emilia-Romagna, la sfidante più emozionata e improvvisa. E adesso spostiamoci invece in Turchia. L'incubo terremoto non è finito, a 2 settimane dal sisma devastante. Altre 2 violentissime scosse nella serata di ieri al confine con la Siria, edifici crollati, vittime e oltre 200 morti. Passiamo ai fatti che riguardano la Regione Veneto, siamo a pagina 10, l'inchiesta sulla gestione della pandemia, caso tamponi rapidi, un punto per la difesa, le telefonate di Zaia escono dal processo, utilizzabili solo quelle fra imputati Rigoli e Simeonato, udienza del 2024, il contrasto con Crisanti sull'efficacia dei test, l'approfondimento vi aspetta a pagina 10. Ma rimaniamo in Veneto, l'ambiente che cambia, Veneto quarto fra le regioni europee a maggior rischio di danni climatici, studio per orientare gli investimenti immobiliari, da inizio febbraio è caduto mezzo millimetro di pioggia. Persone transgender, lo sportello Veneto compie 10 anni, lavoro, area critica. La presidente Ilaria Ruzza illustra la situazione, la percezione è cambiata ma si discrimina ancora, fatto che riguarda la nostra regione.
Gli studi medici nel mirino del NAS guardano tutto e accanimento, rispetto della privacy nelle norme igienico-sanitarie, i controlli sono stati richiesti dal Ministero. Ma andiamo con i fatti che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 17, notizia che ci porta in Nevegale, restyling Nevegal, più posti per le auto, percorsi pedonali e piazze con totem. Presentato il progetto di riqualificazione fino a 250 stalli, De Pellegrini, il sindaco del comune di Belluno, vogliamo sia un biglietto da visita attrattivo ed ecco l'ingresso al piazzale del Nevegal ricostruito in questo progetto di riqualificazione. E a proposito del Nevegal, i residenti vogliono sicurezza, qui le macchine sono ovunque, chieste alcune migliorie, bocciate le rotatorie alle torri e l'isola senza veicoli davanti allo slalom. Codice rosso, stalking, maltrattamenti, violenze. Il 2023 inizia con 7 ammonimenti. Questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Nel 2021 una denuncia ogni 3 giorni. Le donne sono stufe di subire e chiedono aiuti alle forze dell'ordine. Piero non è stato fermato neanche dal lockdown. A Maria tanto le voleva bene, ha incendiato anche le tapparelle di casa, bucato i pneumatici, spedito insulti via messaggeria. Giovanni invece, trasferitosi in provincia dal centro Italia per stare più vicino alla sua ex, ha addirittura prenotato un bed and breakfast in provincia, così la stalkerizzava decisamente meglio, per non parlare di un tipo che si era invaghito di una minore, è finito in cella dopo aver incendiato un'auto e fatto altre cattiverie. I nomi sono naturalmente di fantasia, quel che invece in realtà sono i reati da codice rosso che non passano mai di moda. Lo avete sentito? Il 2023 è già iniziato con 7 ammonimenti. Polizia sempre attiva nell'aiutare le vittime, molti provvedimenti per fermare i violenti. E dalle piazze ai supermercati la polizia è più vicina alle donne, il camper della questura ha raggiunto ogni comune del bellunese, spazio anche a gazebo, volantinaggi e conferenze nelle scuole. Sensibilizzazione a tutto campo con un unico scopo: vogliamo invitare le vittime di violenza a farsi avanti. Sempre a proposito di violenza sulle donne, mi occupo di lui ma papà mi maltratta, il grido di aiuto di una donna in difficoltà. Una cinquantenne di Sedico si è rivolta ai carabinieri, ai servizi sociali e Belluno Donna. Il sindaco Deone e il sindaco del comune di Sedico: faremo il possibile. Approfondimento a pagina 20 in merito invece ai ghiacciai, in questo caso al ghiacciaio della Marmolada, i ghiacciai testimoni della crisi. Vi leggiamo il clima che cambia. Franco Secchieri, preoccupato per la riduzione di superficie e volumi in Marmolada, l'aspetto più critico è legato all'agricoltura, la riserva idrica immagazzinata si sta riducendo. E vediamo appunto la situazione del Marmolada. Il primo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, risale al 1985 e il secondo invece al 2022, praticamente il ghiacciaio ormai è inesistente. Il corpo glaciale ora è frammentato, il permafrost si scioglie e causa molte frane. Troverete un inserto Nord-Est Economia, per questione di tempo non abbiamo modo di leggerlo, andiamo quindi avanti con le notizie che riguardano il territorio bellunese. Siamo a pagina 21, PM10 alle stelle, colpa della siccità, weekend nero a Belluno e a Feltre, 3 sfioramenti consecutivi, il capoluogo rischia restrizioni, dati negativi anche per la centralina ARPAV di Pieve di Alpago. E questa è la conseguenza anche delle precipitazioni che vengono a mancare, questo è l'approfondimento. Precipitazioni tra giovedì e venerdì ma saranno di debole entità. Il meteo, secondo gli esperti ARPAV, ha ancora dubbi per il fine settimana. Oggi dalle 14.30 pedonata in maschera nel centro storico per salutare il carnevale, notizia che riguarda il capoluogo, appuntamento dalle 14.30, e nel fine settimana invece cine panettone e casting a Ponte nelle Alpi, San Vito e Fonzaso. La politica bellunese, Belluno anticipa tutti, il terzo polo è realtà, Azione e Italia Viva locali hanno deciso di rompere gli indugi, la sanità è la prima delle emergenze da affrontare. E sempre a proposito di sanità, Covid in regresso, eliminati negli ospedali i varchi di controllo. Andiamo avanti con le notizie che riguardano Feltre, siamo a pagina 23, catalogo delle opere di Carlo Rizzarda, il comune stanzia 100.000 euro, avviata la ricerca di esperti per la stesura di 6 saggi, previsto un volume da oltre 400 pagine e 400 schede. Oggi alle 14.30 anche a Feltre, mascherine e spettacoli in tutto il centro città. Feltre e Santa Giustina, Fondazione Alessio, 10 borse di studio per il Negrelli e il Forcellini per maggiori. Informazioni vi invitiamo a visitare il sito fondazionealessio.org.
Rimaniamo nel Feltrino con pagina 24, Cesio Maggiore, ufficio postale riaperto da lunedì al sabato e Soranzen non si tocca. Poste Italiane riporta il servizio come nel periodo pre-Covid, l'azienda glissa sull'ipotesi di installare un postamat. Querovas, nuovo round di lavori su via Calnova e strada provinciale numero 1 bis per la sicurezza. E ancora a Santa Giustina, attraversamenti rialzati, dossi e marciapiedi per agevolare i disabili. Associazione Aperina, torniamo a Cesio Maggiore, Corona lancia l'allarme, senza piogge in crisi anche l'apicoltura. La MON collaudo e segnaletica completati sul coppolo, le ferrate adesso sono in regola. E rimaniamo nel Feltrino, sorprende la moglie in auto con l'amante, 129 giorni di prognosi. L'uomo ha malmenato il rivale mandandolo all'ospedale, danneggiati anche carrozzeria e cruscotto della macchina. Altri fatti di cronaca giudiziaria: fugge dal controllo, Sperone ai carabinieri e farà volontariato. Schianto con la moto a Cesio, l'alcol test non gli dà scampo. E ancora il procedimento dammi vino o ti uccido, maltrattava la madre che non gli dava da bere. E adesso spostiamoci a Borgo Valbelluna con l'incendio che ha devastato e distrutto uno storico laboratorio. A fuoco storico laboratorio di Ferri da Stiro, paura a Corte di Mel per i fratelli Dolo. Distrutta l'attigua abitazione su 3 piani, gli anziani Delfina e Mavi ospitati in un hotel dopo l'intervento del comune. Divorato dalle fiamme lo storico laboratorio di Ferri da Stiro, Dolo di Delfino e Mavi Dolo a Corte di Mel. Illesi i 2 proprietari, fratello e sorella, ma il lavoro di una vita ieri all'ora di pranzo è andato in fumo insieme all'abitazione di 3 piani. Non si è fatto male nessuno, proprietari e i pochi collaboratori erano probabilmente in pausa pranzo quando si sono sprigionate le fiamme, ma il colpo è stato durissimo. Le fiamme si sono sprigionate ieri tra le 12:30 e le 12:45 per cause in corso di accertamento dei vigili del fuoco intervenuti con 8 mezzi. Ed ecco alcuni scatti che rappresentano la devastazione dell'incendio appunto nello storico laboratorio dei fratelli Dolo. Ricostruisce dopo Vaia, l'abuso edilizio è tenue, notizie che ci portano a Limana, sensi alternati per lavori in via Calcine e Baorche. Ancora da Borgo Valbelluna, pagina 27, nido e materna Villa di Villa, appalto per la fine di maggio. Via libera allo studio di fattibilità, ora si corre per affidare i lavori entro al termine. Il sindaco Cesa, con il polo per l'infanzia zumellese si potenzia la rete dei servizi. Un pontalpino e un lentiaiese volano nel Guinness con la moto. Il loro record di salti sulle 2 ruote ha inaugurato lo show di Gerry Scotti che si è svolto nella giornata di domenica su Canale 5. Ancora Borgo Valbelluna, criticità post-fusione, Colle sprona la giunta ad affrontare i problemi. Passiamo in Agordino con Gosaldo, pagina 28, bacino a Forcella Aurine si dà all'Unione dall'Unione Montana, via libera al nuovo studio di fattibilità del laghetto per innevamento e antincendio. L'impianto ora è previsto interamente su terreno pubblico e più verso il bosco. Taibone, tentato furto con scasso in una casa di Listolade. Val di Zoldo, servizi per la terza età, prende piede il progetto. Agordo, sci alpinismo, il CAI presenta domani sera il nuovo corso. Falcade, tassa di soggiorno da luglio, finalmente la tariffa è unica. Passiamo a Cortina con pagina 29, verso le Olimpiadi, ruspe e motoseghe in azione, partiti i cantieri delle varianti. I sindaci di Valle e di Pieve, soddisfatti per accelerazione, a Thailand sposterà parte della ciclabile. Cortina travolto da un mezzo fuggito, morto giovane Capriolo. Siamo ancora in Cadore con Domegge, è nel sistema la silvopastorale, Ponte di Domegge più vicino. Prende forma la possibilità di un'alternativa al passaggio di Valesella. Il ritardo dei lavori alla struttura impedirà la riapertura per l'avvio della stagione. I lavori sulla strada lunga 700 metri saranno supervisionati dal Comune. Vigo, maximatita di 4 metri, firmata da Simone Davia ed ecco il super matitone. Auronzo, ristrutturazione finita, da oggi riapre i battenti il punto vendita Junior View. Sempre dal Cadore, Pieve, la sezione del club alpino si prepara all'assemblea. Dalla rubrica Cultura e Società, protagonisti l'area di casa e lo studio di Distelleria, così è Francesca, sincera al 100%. Venerdì esce il nuovo disco di Michelin, Cani sciolti, da domani in tour, le scelte, il nuovo inizio. Giorno e notte, la rubrica dedicata al territorio bellunese, multiperso, antologia di microfinzioni quando il plurale sovverte la lingua italiana. C'è anche il bellunese Alfonso Lentini nella truppa del capitano Carlo Sperduti, un libro che va in controtendenza.
E adesso lo sport bellunese, calcio Serie D, Dolomiti, dubbi sul modulo, la difesa a 3 convince di più. Senza un alter ego di Ionesco, la gestione del rombo dei centrocampo si complica. Nella ripresa di Campodarsego il cambio ha dato più sostanza e portato al pari. Calcio a 5, Under 19, Canottieri resa onorevole sul campo dell'Alta Marca. Sempre per il calcio 5, altre 2 notizie, una buona Canottieri deve inchinarsi al Villorba e ancora un pareggio che vale oro per la Canottieri con il Sanve. Nuoto, Onda Blu sportivamente, weekend a suon di medaglia, Conegliano a podio De Marco, Pettenò, Simon, Dalpan e Colognac, a Treviso Rachele Reato, esordienti B, conquista 2 ori e un argento, davvero bravi ai ragazzi bellunesi. Sci nordico allievi sono 20 bellunesi su 28 nella selezione regionale per i tricolori di Pragelato. Arco, Monego, gli arcieri del Piave in gran spolvero alto il mezzo, un oro e diversi piazzamenti. Hockey femminili, il Global Girls Game fa tappa oggi a Feltre. Ancora dallo sport bellunese, pallavolo Serie 3, Darold col San Giustino, match crocevia di stagione. Basket Under 19, Feltre ok in casa del Valdo, Valbelluna si rende a Motta. Under 17, Feltre gioca un solo quarto, Valbe vince, va sul velluto. Under 13, Planet d'autorità sul Motta, Feltre si arrende all'Alfiere. Tante le fotografie dedicate invece all'arrivo della Vitozzi nel suo paese. Biathlon, dopo i trionfi ai mondiali, Lisa la regina torna nella sua Sappada. Che bello sentire tutto questo affetto. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. In prevalenza nuvoloso, anche molto nuvoloso in pianura, in montagna parzialmente nuvoloso. Saranno ancora possibili nubi basse, foschie e nebbie specie nelle ore più fredde. Precipitazioni, non si esclude la possibilità di qualche sporadica e debole precipitazione sparsa. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Beluna. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.